L'abbazia di Sesto Arregana è una delle abbazie più importanti non solo del Friuli, ma anche di tutta l'Italia settentrionale. È un'abbazia fondata nell'VIII secolo da 3 fratelli di stirpe longobarda e da quel momento è stata una presenza costante per la spiritualità e anche per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo un documento dell'VIII secolo, che è l'unico documento di età longobarda che ricorda l'abbazia e ricorda la dotazione patrimoniale dell'abbazia. Da quel momento c'è un continuo sviluppo, una continua crescita dell'insediamento monastico che nella forma in cui vediamo è però di epoca tardo medievale. È uno scrigno di tesori di arte, uno scrigno di tesori anche di cultura del Friuli, perché tramanda la cultura benedettina, la presenza monastica. Per quanto riguarda l'arte, abbiamo dei reperti di età longobarda, come la bellissima urna di Sant'Anastasia, cosiddetta urna di Sant'Anastasia, ma poi più avanti nei secoli gli affreschi bellissimi di stampo giottesco che adornano la chiesa e il vestibolo della chiesa. Da quel momento, diciamo, l'abbazia di Sesto è rimasta nella forma che attualmente possiamo godere. La comunità monastica non esiste più da molti secoli perché già nel 400 ha smesso di essere un monastero regolare ed è diventata una commenda, cioè un beneficio ecclesiastico che è stato destinato con i suoi beni a uno sfruttamento economico da parte di prelati per lo più esterni al Friuli, ma comunque è rimasto un presidio della fede e un presidio anche dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Parlo dell'economia perché appunto il suo patrimonio era uno fra i più estesi delle istituzioni ecclesiastiche friulane e appunto per questo è diventata commenda a partire dal 400 in poi, e quel patrimonio era anche fatto di villaggi, di chiese, di comunità che riconoscevano nella figura dell'abate prima e poi nell'abate commendatario poi un'autorità superiore che era paragonabile a quella di un vescovo. Per cui la comunità di Sesto Arregana aveva anche questa caratteristica, cioè quella di avere un'identità molto peculiare all'interno della chiesa friulana, e che riguardava sì la destra Tagliamento, ma anche comunità alpestri come Claude, Cimolais o altri. Insomma. Da questo punto di vista diciamo che Sesto ha segnato anche un passo, diciamo, e una parte della storia dell'organizzazione ecclesiastica friulana che ha una sua peculiarità, una sua connotazione molto netta.